La Riviera del Brenta con questo evento apre anche un altro cassetto delle sue meraviglie e con l'enogastronomia si apre anche il comparto del turismo che si siede a tavola. Tanto è vero che proprio questo piatto, insomma, ricordiamo che era un piatto che veniva servito al Doge a tavola il 25 di aprile, quindi il giorno di San Marco, nei tempi della Serenissima. È un evento che abbiamo patrocinato come Regione Veneto e abbiamo sostenuto da subito perché la Riviera del Brenta con questo evento ha avuto la possibilità di avere un'identità ulteriore a quella che già abbiamo e che possiamo offrire al turismo che risiede nelle città di Padova e Venezia, che sono le due città che diciamo accolgono con le braccia la nostra Riviera del Brenta. Quindi sono molto contenta di aver dato oggi questa visibilità e di condividere con l'amministrazione comunale di Stra questo bellissimo evento che è ancora in corso e quindi invito tutti a poter venire ad assaggiare e a vedere anche le nostre meraviglie il 21 di luglio. Poi un grazie ulteriore e doveroso all'assessore regionale Roberto Marcato che sostiene da sempre il distretto del commercio che ricordo ha appoggiato questo evento, il distretto del commercio qualità di Noventa Padovana e Stra. Perché il distretto del commercio è? È il cuore e il polmone della nostra Riviera del Brenta e del nostro territorio. Un marchio di tutti, un marchio registrato dal comune di Stra, per cui è un altro bene, un patrimonio che si va ad unire al patrimonio dell'ente. E lo scopo principale ovviamente è quello di attrarre turismo, ma non solo, attrarre persone per vivere sempre di più il nostro paese. Piatto storico che ha origini fin dalla Serenissima Repubblica di Venezia. Sì, diciamo Serenissima Repubblica di Venezia dai dogi, perché ricordiamo che la Riviera del Brenta è lungo l'asse Venezia-Padova, dove da secoli il naviglio Brenta scorre lungo questo asse. Ecco, ricordiamo anche che i vecchi burci o le barche che trainavano le merci da Venezia a Padova e viceversa, e poi anche i patrizi che sono venuti ad edificare dal XV al XVIII secolo queste ville venete, che noi ne abbiamo veramente lungo quest'asse appunto della Riviera del Brenta a decine, possiamo dire. La più grande è la Villa Pisani, che si trova proprio a Stra. Ecco perché la volontà anche nostra, del nostro comune, di oltre ad avere una storicità che potrebbe essere anche, che potrebbe risalire a quello che è il commercio, il turismo, la cultura, ci siamo anche addentrati in quello che può essere il cosa mangiavano i nostri avi dal doge, appunto, e facendo queste ricerche è emerso questo piatto di risi e bisi. Qualcuno potrà dire, ma Stra il riso? Eppure Stra ancora nel 1700-1800 avevamo una zona paludosa dove appunto veniva coltivato il riso, nella zona di Noventana, di Camponogara, così. Ecco, quindi noi eravamo produttori di riso, il biso, il pisello sappiamo che comunque nell'agricoltura si prestava bene. Ecco che è emerso questo piatto, però un'altra decisione, una cosa che poi ha coronato tutto questo è una poesia di un poeta, scrittore e magistrato, Francesco Gritti, che nel 1700 ha evidenziato il fatto che appunto in una sua poesia due persone di Stra, una di Stra e una di San Pietro, che diceva
aldea del fiume, in una locanda, hanno mangiato un piatto di risi e bisi e queste due persone si sono confrontati in cosa poteva essere il piatto migliore di risi e piselli. Ecco che allora ha detto che per fare un buon piatto ci voleva 100 piselli e 100 risi. Ecco che è nato questo marchio che noi abbiamo registrato, come ha detto poc'anzi il sindaco, che abbiamo reso questo marchio 100 risi, 100 bisi, un marchio di proprietà del comune di Stra. È un piatto, non è una novità, il riso e i piselli è un piatto che si usa dalle parti nostre, però il fatto che venga enfatizzato, che venga addirittura premiato è diverso perché lo fai ovviamente con più volontà, proprio con voglia di dare il massimo di quelle che sono le tue potenzialità di ristorazione. Come ho detto, sono tanti anni che siamo lì in ristorazione a Stra, sono 19 anni, abbiamo fatto tante belle cose, però questa iniziativa qua ha dato veramente il là per fare qualcosina di più e sono molto contenta che sia anche per ingrandire quello che è il turismo di Stra, perché ovviamente lavorandoci e vivendoci può fare solo che piacere.